Governo e presidi del Veneto rispediscono al mittente la lettera dei governatori del Nord con cui si chiede di estendere la quarantena anche ai soggetti senza sintomi rientrati dalla Cina. Nel frattempo il commissario nazionale per l'emergenza coronavirus decide per l'estensione dei controlli con i termoscanner a tutti i voli europei in arrivo. La strumentazione arriva anche negli scali veneti. È nato nei laboratori del Dipartimento di Virologia di Padova il test europeo per la diagnosi del coronavirus. Ai nostri microfoni il medico a capo dell'equipe. Allerta rossa a Treviso per lo smog, clamorosa la decisione presa dall'Istituto Comprensivo Stefanini, 1700 studenti rimasti dentro a ricreazione. Fortissime raffiche di vento hanno causato pesanti danni oggi dall'altopiano alla pedemontana ma anche nell'Alto Vicentino, vigili del fuoco subissati di chiamate. Un settantenne è morto, altre 3 persone sono state salvate in un incendio divampato in un appartamento a Trebaseleghe. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco. Italia Viva entra in Consiglio regionale del Veneto con la sua prima consigliera, Orietta Salemi, che ha annunciato di lasciare il Partito Democratico, nelle cui fila era stata eletta alle ultime elezioni regionali. Ben ritrovati con il telegiornale del Veneto. In primo piano ancora l'emergenza coronavirus. Governo e presidi del Veneto rispediscono al mittente la lettera dei governatori del Nord con cui si chiede di estendere la quarantena anche ai soggetti senza sintomi rientrati dalla Cina. Un dibattito concitato nelle ore in cui si aggravano le condizioni di salute dei 2 cinesi ricoverati a Roma. Nuova stretta sui voli intanto anche in Veneto. Sentiamo. Invito i governatori anche del Nord che hanno espresso questa premura a fidarsi ovviamente di chi ha una specifica competenza. Non ci sono queste condizioni. Risponde a stretto giro di posta il Premier Conte alla lettera dei governatori del Nord che esattamente 24 ore fa hanno chiesto al Ministero della Salute di rivedere la circolare sul rientro dei bambini dalla Cina, estendendo il periodo di quarantena anche a quelli privi di sintomi, 14 giorni di isolamento prima di arrivare in classe. Proposta che Palazzo Chigi rispedisce al mittente anche per bocca del Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, che ricorda come la tutela della salute sia affidata allo Stato mentre l'organizzazione sanitaria alle regioni. A ciascuno il suo, insomma. Lo stesso ufficio scolastico regionale del Veneto fa sapere che la linea è quella di Roma, nessuna quarantena, compatti con il Ministero anche i presidi del Veneto. Ribadisco che se non si hanno informazioni di ordine scientifico di una qualche fondatezza non ha senso assolutamente questo allarmismo. Allarmismo che per la rete degli studenti medi fa rima con razzismo, da qui la fotopetizione lanciata contro i governatori del Nord che sta facendo il giro del web, ma Zaia non ci sta a passare per razzista e puntualizza. Questo a noi sembra buon senso, non è dedicato ai soli cittadini cinesi, è dedicato a tutti i ragazzi, anche i figli dei nostri connazionali che tornano a casa. Nelle aule sarebbero costretti a stare 5-6 ore, mattinate intere, in un ambiente ovviamente confinato, chiuso, assieme a una popolazione di ragazzi, a una classe di ragazzi che ovviamente non hanno ancora contratto il virus. E mentre la politica si divide sulla quarantena per i soggetti che non presentano sintomi in rientro dal gigante asiatico, sempre il Ministero dell'Istruzione, lo stesso che non vuole l'isolamento, sta chiedendo alle scuole informazioni sul numero di studenti e docenti attualmente in Cina o che siano rientrati in Italia negli ultimi 15 giorni. Intanto i controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi quelli europei, esclusi i nazionali. Vale anche per gli scali veneti, fanno sapere da Save, Treviso, Venezia, Verona. Ed intanto un ragazzino trevigiano si è autoisolato insieme alla sua famiglia dopo un viaggio in Cina, una quarantena volontaria quindi, ma su questo tema genitori e nonni trevigiani si dividono tra allarmi e cautela. Sentiamo. Si è autoisolato insieme alla sua famiglia dopo un viaggio in Cina un ragazzino trevigiano di origini cinesi che spontaneamente ha scelto un periodo di quarantena prima di tornare in classe. A rendere pubblica sui social la storia in queste ore è Nicola Talmi della CGIL trevigiana. La famiglia è rientrata in Italia da una settimana, quindi prima del blocco aereo, e ha scelto di autoconfinarsi nonostante non provenisse dall'epicentro di Wuhan. E questo nelle ore in cui sono gli stessi genitori e nonni trevigiani fuori dalle scuole a dividersi sulla proposta dei
dei governatori del nord, la quarantena per i bambini che rientrano dalla Cina. Sarebbe meglio, se sono andati in Cina, sì, sarebbe meglio fare la quarantena, tenerli in quarantena questi bimbi. Chi è stato nelle aree diciamo a rischio negli ultimi giorni, ritengo che sia giusto che venga tenuto separato dagli altri bambini. Bisogna mettere i nostri bambini isolati ai bambini che rientrano dalla Cina, quindi per evitare questo virus. Sono favorevole perché ho visto tanta incertezza. Perciò essere prudenti mi sembra il minimo. Poi mettere in quarantena non saprei cosa dire. Quello che posso fare io, lavarsi le mani, le solite norme igieniche si fanno. Tra i genitori anche Michele Battaglia, medico di base di Villorba, duplice il suo punto di vista. L'idea che mi sono fatto è l'idea che si è fatta delle persone comuni, anche se sono un medico. Noi abbiamo avuto delle informazioni dall'ULSS su come agire in caso di pazienti sospetti, ma fino ad ora nel mio ambulatorio, come penso negli studi anche dei miei colleghi, non abbiamo ricevuto nessun paziente sospetto. Forse c'è troppo allarmismo. Per me il coronavirus non è un problema oggi, quindi a mia figlia dico di comportarsi come si comporta normalmente. Non credo che ci debbano essere grossi allarmismi qui in questo periodo, insomma, particolare. Certamente qui nel nostro territorio mi pare che tutto sommato la situazione sia sotto controllo e siamo anche, diciamo così, crediamo nelle istituzioni sanitarie che ci rassicurano. Alunni cinesi rimasti a casa in via precauzionale all'Istituto Cinese Padovano, nessun sintomo e nessun allarme, fa sapere il vicepreside. Intanto il sindaco di Padova Giordani rivolge un appello alla cittadinanza: evitate le discriminazioni. Alcuni bambini rientrati dalla Cina sono rimasti a casa in via precauzionale. Gli alunni frequentano la scuola italo-cinese di Padova, istituto parificato, unico in Italia. Lezioni regolari e nessun allarme, specifica la dirigenza della scuola, ma un paio di studenti, le cui famiglie si erano recate in Cina, rimangono a dormire in collegio. In modo analogo, 3 famiglie che si erano recate nella zona di Shanghai per Capodanno hanno scelto per sicurezza di tenere i figli a casa 2 settimane. Nessuna sintomi del virus, solo una preoccupazione condivisa con la scuola, ha fatto sapere il vicepreside Wang Fusheng. Intanto il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha scelto di scrivere una lettera per esprimere solidarietà alla popolazione cinese che vive in città. Vogliamo manifestare amicizia e vicinanza alla folta comunità cinese che vive a Padova e che in questi giorni è oggetto, suo malgrado, di diffidenza e sospetto, anche a causa dell'irresponsabile diffusione di fake news sulle modalità di diffusione della malattia. Padova è da sempre una città accogliente e rispettosa e non permetterà che accadano episodi di intolleranza e discriminazione del tutto immotivati, scrive nella nota ufficiale Giordani. Il primo cittadino ha poi scritto anche una lettera, tradotta con gli ideogrammi, per la popolazione cinese colpita dal coronavirus. In particolare il sindaco ha espresso vicinanza rivolgendo un messaggio al suo omologo, il sindaco di Guangzhou, con cui è avviato un percorso di gemellaggio delle università. E alla lettera dei governatori del Nord non sono mancate le reazioni politiche, divise le opinioni di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Sentiamo. Io credo che oggi siamo in una situazione di emergenza e quindi, per carità, ci stanno tutte le polemiche, ci stanno tutte le considerazioni. È chiaro che chi deve governare da un punto di vista di sicurezza, tranquillità, serenità, da un punto di vista sanitario, insomma, deve percorrere anche queste strade. Credo che sia molto pericolosa perché fa anche allarmismo. Ci sono centinaia di bambini, migliaia di bambini cinesi che vivono in Veneto, perché sono veneti, sono nati qui, magari in Cina non ci sono neanche mai andati, e questa lettera può essere, diciamo, una fonte di pericolo, anche di discriminazione nei confronti di chi non ha nessuna colpa, soprattutto non può essere contaminato. Io faccio fatica a capire perché si faccia polemica su questo. Il presidente Zaia e gli altri 3 presidenti di regione hanno detto una cosa sacrosanta. Siamo certi che i bimbi siano protetti del tutto? Questa è l'unica preoccupazione che abbiamo. Abbiamo scritto al ministro e proprio per avere conforto, cioè che ci dicano se ci sono problemi o meno. Ma siccome non sono in grado di dirlo fino in fondo, noi abbiamo ritenuto di dover stressare il tema della precauzione. Non ho visto nessuna motivazione scientifica, infatti depositerò un'interrogazione per capire sulla base di quali analisi mediche
epidemiologiche questi presidenti, a partire da quello del Veneto, abbiano fatto questa richiesta. Se non c'è, devo dire che è una strumentalizzazione, è un allarme ingiustificato. E comunque ci sono già delle misure di profilassi per chi rientra o arriva dalla Cina, lo ha ribadito anche il Ministro. Ci sono alcune personalità del mondo scientifico che dicono che questo principio di precauzione che abbiamo preso va bene ed è condivisibile, quindi non è vero che tutta la comunità scientifica è contro di noi, ma c'è per esempio il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia che dice che abbiamo ragione. Se c'è un sistema che sta funzionando ed è assolutamente tutelante, non vedo perché andare a stimolare ancora di più la divisione fra i cittadini, perché il clima di paura e di contrasto che c'è in questi giorni non ci consente di ragionare in termini positivi, e noi abbiamo invece bisogno di ragionare su quello che c'è in corso in maniera tutelante. E parlando ancora di coronavirus, sentiamo l'intervista al medico che ha messo a punto il test europeo per la diagnosi veloce dell'infezione. Il virus è un microrganismo estremamente piccolo che contiene un patrimonio genetico che è un filamento di RNA, quindi praticamente il test evidenzia la presenza di questo RNA e quindi la presenza del virus nel campione biologico, che può essere estratto da un tampone faringeo o da un espettorato respiratorio. È nato in questi laboratori del Dipartimento di Virologia dell'Università di Padova il test europeo per la diagnosi del coronavirus ed è già stato definito uno dei migliori al mondo. Un laboratorio specializzato nello studio dei cosiddetti virus da importazione e che si era già messo al lavoro circa un mese fa, quando si sono registrati i primi casi in Cina. Le particolarità del test messo a punto dall'equipe del professor Crisanti stanno nella rapidità. La risposta si ha dopo circa 2 ore e mezzo e dalla elevata sensibilità, ovvero il test è in grado di rilevare il virus fin dall'inizio dell'infezione. Così facendo le risorse sanitarie vengono ottimizzate. Non ci sono ancora casi di trasmissione secondaria in Italia, che è un buon segno, però nel caso ce ne fossero sicuramente penso che il sistema italiano sia pronto ad affrontarli. Ecco, test diagnostici come quello che abbiamo sviluppato noi aiutano a fare sì che non ci siano, che ne so, fenomeni di isteria di massa come per esempio queste mascherine. In via precauzionale la quarantena è un'ottima soluzione, spiega il professor Crisanti commentando la richiesta del governatore veneto Luca Zaia. È una cosa che anche noi abbiamo chiesto ai nostri studenti che ritornavano dalla Cina. Noi abbiamo chiesto rimanete a casa per 2 settimane, diminuite se possibile i contatti. Al primo manifestazione di sintomi di una malattia respiratoria avvisateci, abbiamo attivato un numero verde che noi vi facciamo il tampone, facciamo il test diagnostico e verifichiamo se siete stati infettati dal virus. Diciamo, è una misura di profilassi di buon senso. Ecco, però questo non è che bisogna demonizzare tutti i cinesi o tutti quelli che vengono dalla Cina. Il coronavirus, l'epidemia del coronavirus sta facendo vedere le sue conseguenze pesanti anche sul turismo in Veneto, a Venezia in particolare. Sentiamo. Carnevale alle porte, ma non si vede. A pochi giorni dall'avvio della festa che portava il pienone a Venezia, gli alberghi rimangono semivuoti. L'impetuoso e almeno fino a ieri apparentemente inarrestabile flusso turistico che ha segnato Venezia negli ultimi anni si è arrestato. All'onda lunga della discesa di prenotazioni, iniziata con l'eccezionale acqua alta del 12 novembre, si somma ora la psicosi coronavirus, con ulteriori importanti contrazioni di presenze che per il presidente degli albergatori di Venezia, Claudio Scarpa, rischiano di aggravare una crisi già in atto. Per un comune che ha oramai fatto del turismo non una voce ma la voce dell'economia cittadina, si potrebbe trattare di un colpo durissimo. L'Associazione degli albergatori ha invitato 50 giornalisti di varie nazioni, Turchia, Canada, Australia, Giappone, Francia, Russia, per far vedere che la città è in ordine, che tutto funziona, che l'acqua alta non c'è. Che la controffensiva alla crisi del turismo passi per una corretta informazione lo pensano anche in regione, a partire dall'acqua alta. Bisogna spiegare che così non è, che dopo 3 giorni la città era attiva come sempre, quindi sia per quel tema là che purtroppo ha ancora degli effetti, sia per il tema del coronavirus, e quindi insomma anche tranquillizzare non soltanto la nostra popolazione interna ma anche i turisti cinesi, anche perché non dobbiamo far passare questa
situazione quasi di ostilità nei confronti di un mercato che è un mercato importante e che quando questa questione verrà circoscritta e risolta, ne sono sicuro, è un partner per noi fondamentale. I mancati introiti dalla Cina al turismo nazionale sono stati stimati in circa 4 miliardi di euro, dei quali grosso modo uno in Veneto, dove peraltro Venezia gioca un ruolo importante. Nelle settimane del Carnevale il tasso di occupazione degli alberghi raggiunge di norma il 100%. La flessione è al momento del 30%, ma tra gli addetti ai lavori si ipotizza che la parabola continui. Nei primi 2 mesi da quel nefasto novembre invece il tasso di occupazione degli hotel aveva toccato un meno 50%. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata all'epidemia di coronavirus, torniamo a parlare di un'altra emergenza di questi giorni, quella dello smog, allerta rossa in molte città del Veneto. A Treviso, clamorosa la decisione presa dall'Istituto Comprensivo Stefanini, che ha tenuto gli alunni questa mattina 1700 dentro la scuola durante la ricreazione. Quando stamattina ho visto questa nebbia potentissima, questa cappa sopra Treviso, ho detto se siamo all'allerta rossa e c'è una cappa, meglio che i ragazzi stiano dentro per precauzione. La nebbia sopra Treviso, la famigerata K, lo ha convinto a prendere una decisione che non ha precedenti nella storia del capoluogo. Tutti dentro la ricreazione, 1700 studenti del comprensivo Stefanini, dall'asilo alle medie. Il preside ha diramato la circolare di buon mattino in tempo utile per tenere gli allievi al riparo dalle polveri sottili dei record nel primo giorno di allerta rossa decretato da ARPAV. Una misura adottata d'urgenza ma che vuole lanciare un messaggio preciso, educativo innanzitutto. Mi sembra un messaggio normale, fatto da una persona che oltre a essere preside sono genitore, oltre a essere genitore sono uno che pensa che il suo lavoro, cioè il mio lavoro, sia quello di educare i ragazzi. La decisione del preside segue quella già presa nella giornata di ieri da alcune educatrici degli asili nido comunali di Monigo e Fiera, quella di tenere dentro i bambini dagli 0 ai 3 anni, come dimostrano le immagini di altalene ferme, scivoli vuoti, giardini silenziosi, provvedimento condiviso peraltro da Casugana che lascia autonomia alle strutture. È una questione di buonsenso, una questione di attenzione all'utenza. Ovviamente dipende molto da dove sono collocate anche le strutture. Io non voglio dare un'indicazione e così non abbiamo fatto. Ogni struttura deve valutare in base, secondo me, anche a dove è collocata. Insomma, picco dell'influenza stagionale, allerta coronavirus e pure lo smog. Inevitabile chiedere quale faccia più paura. A dire la verità, tendo a non spaventarmi da amministratrice e da madre, cioè cerco di entrare puntualmente nelle questioni e poi di farmi un'idea. Pubblicità, ora ci vediamo tra poco, restate con noi. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora del forte vento che dalla tarda mattinata ha cominciato a soffiare sulla nostra regione. Ben accetto per quanto riguarda gli effetti sullo smog, ma non sono mancati i danni, in particolare nella fascia pedemontana, dall'altopiano di Asiago all'Alto Vicentino al Bellunese. Sentiamo. Erano state annunciate e puntuali le fortissime folate di vento previste dai meteorologi sono arrivate su altopiano, pedemontana e Alto Vicentino, causando danni e disagi a non finire. Le raffiche sono giunte da nord, creando scompiglio nell'altopiano dei 7 comuni, dove sono stati segnalati alberi crollati sulle strade e rami pericolanti. Sempre in altopiano, molti impianti sciistici sono rimasti chiusi per precauzione, comprese le nuove seggiovie delle Melette di Gallio. Danni anche a Bassano del Grappa, dove una parte della copertura dell'Itis Fermi di via Santa Croce è stata divelta dalla violenza del vento. Le folate hanno fatto saltare via i rivetti metallici, alzando le lamiere sovrastanti l'area amministrativa dell'istituto scolastico. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso il materiale pericolante e rimesso in sicurezza l'area. Sempre a Bassano, ma in via San Pio X, i pompieri sono intervenuti perché parte del tetto di un vecchio palazzo era stato staccato dal vento e rischiava di piombare sulla strada sottostante, sempre molto trafficata. A Marchesane le raffiche hanno fatto cadere un canestro di un campetto sportivo, fortunatamente non si registrano feriti. A Romano de Zelino le squadre hanno dovuto rimuovere un lampione quasi abbattuto dalle folate e a Zugliano il vento ha piegato un palo della Telecom, causando l'interruzione della circolazione stradale.
Tutta l'area è stata interessata dal fenomeno tanto violento quanto rapido e in via dell'Artigianato a Sarcedo alcuni pannelli di un impianto fotovoltaico si sono staccati dal tetto della sede della Protezione Civile. Il passaggio delle raffiche di vento ha avuto anche un risvolto positivo, contribuendo a soffiare via le polveri sottili che da giorni gravavano sulla pianura ed eliminando anche le foschie dell'ultimo periodo. E problemi per il forte vento anche nel Bellunese, soprattutto nella vallata feltrina, dove a decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di rami e piante, pure per un blackout nella zona di Fonzaso. Le forti raffiche di vento hanno costretto l'organizzazione a rinviare la slalom FIS in programma questa mattina sulla pista Lacedelli alle 5 Torri. La gara verrà recuperata domani, però alla schiarea di San Vito di Cadore sulla pista Ciastella. Ancora cronaca, tragedia nella notte a Trebaseleghe, rogo in un'abitazione, un 70enne ha perso la vita. È morto nel sonno, le fiamme e il fumo lo hanno sorpreso mentre era a letto un giaciglio al piano terra di questa abitazione nelle campagne di Trebaseleghe. Giorgio Cazzaro, a 70 anni, abitava qui ospite di un amico. L'incendio è divampato in piena notte, forse è partito da una stufetta che la vittima accendeva spesso per riscaldarsi. All'interno dell'abitazione c'erano anche il proprietario della casa e altri 3 ospiti stranieri che erano alloggiati nelle stanze al piano superiore. Loro però si sono accorti in tempo del fumo e sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco di Cittadella, Santa Giustina in Colle e Castelfranco Veneto hanno lavorato a lungo prima di avere la meglio sulle fiamme, che si sono propagate rapidamente tra i tantissimi oggetti stipati nella casa. Quando sono riusciti ad entrare con le maschere per respirare hanno trovato il corpo senza vita di Giorgio Cazzaro. I vicini di casa non si sono accorti di nulla, sono stati svegliati dalle sirene dei pompieri che hanno squarciato il silenzio della campagna tra Trebaseleghe e Piombino Dese. Una situazione al limite, quella in cui vivevano le 5 persone. Nell'abitazione in via delle Lunghe, dove è divampato l'incendio, c'era un continuo andirivieni di gente ospitata dal proprietario occasionalmente. Anche la vittima abitava lì da parecchi anni e i vicini lo vedevano spesso girare in bici. Bon, per carità mi parlavo sempre insieme, ma il tacca stufetta elettrica perché non aveva riscaldamento, la nasconde sotto il letto. Nel capannone di fianco invece lavora l'ex moglie del proprietario dell'abitazione, che però da oltre 20 anni non aveva più contatti con l'ex consorte. Vi ripeto, io non sono tenuta a sapere niente di lui. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, anche se pare che siano state causate da una presa elettrica sovraccarica, quella dove forse era attaccata la stufetta. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Trebaseleghe. La situazione di marginalità era nota al comune. Nella casa c'erano diversi materiali, insomma, però io non conoscevo la vittima, mi dicono che è qui del paese e credo sia anche conosciuta perché si vedeva in giro. La casa è stata dichiarata inagibile e le altre 4 persone che si sono salvate hanno già trovato riparo da parenti e conoscenti. Potrebbe essere un referendum popolare a stabilire la validità o meno delle modifiche dello Statuto della Regione Veneto approvate dalla maggioranza. Le opposizioni annunciano battaglia sull'incompatibilità tra la carica di consigliere e assessore. Abbiamo chiesto la possibilità di fare referendum, che siano i veneti, i cittadini e il popolo del Veneto, che si esprimano se preferiscono un consiglio con 51 consiglieri o un consiglio, come proposto dalla Lega e dalla lista Zaia, di 61 consiglieri. E battaglia a Venezia sulle modifiche allo Statuto della Regione Veneto varate dal Consiglio, o meglio su una delle modifiche di una riforma che prevede anche un cambio delle modalità di conteggio dei consiglieri in aula per il numero legale, che scende se le assenze sono giustificate da impegni istituzionali, e il prolungamento della presidenza nel breve periodo tra la fine di una legislatura e l'inizio della nuova. A provocare lo scontro è la conformazione futura della Giunta. Gli assessori che non potranno più essere contemporaneamente anche consiglieri regionali. Per quale motivo? Lo stesso spirito della legge che riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Gli assessori di comuni sopra i 15.000 abitanti non possono essere consiglieri e questo migliora sicuramente il funzionamento dell'organo, della Giunta,
gli assessori e distingue le due attività, l'attività legislativa e l'attività di governo. Lo statuto precedente, attaccano dalle opposizioni, era stato votato all'unanimità e non a colpi di maggioranza, e quegli assessori esterni non vanno bene. Ha anche un costo questa scelta da parte della Lega e della lista Zaia, perché il calcolo è circa 7 milioni di euro in più a legislatura, il costo di 10 consiglieri di fatto in più, 10 assessori esterni in più. C'è anche un controllo da parte del Presidente della Giunta su questi assessori esterni, non sarebbero quelli che il popolo ha indicato. Ma dalla maggioranza tirano dritto la modifica in linea con quanto accade altrove. È una norma che è riportata in quasi tutte le regioni italiane, fra cui la Toscana, l'Emilia e il Piemonte, per esempio, solo per citarne qualcuna, e quindi noi abbiamo fatto sì di rendere, portare avanti questa forma di equilibrio. Fra l'altro era già stato stabilito nella legge elettorale. Statuto che invece andrà probabilmente sotto esame degli elettori con un referendum che può essere promosso dagli stessi consiglieri. Noi abbiamo questo strumento che un quinto dei consiglieri devono servire 11 firme, siamo arrivati a 7. I 3 consiglieri di Veneto 2020 più i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Per il momento siamo 7. Ed Italia Viva entra in Consiglio regionale del Veneto con la sua prima consigliera Orietta Salemi, che ha annunciato di lasciare il Partito Democratico, nelle cui fila era stata eletta alle ultime elezioni regionali. Siamo dispiaciuti per la decisione della collega, commenta in una nota il capogruppo Dem Stefano Fracasso, con cui abbiamo collaborato in modo proficuo per tutta la legislatura. Evidentemente le sue valutazioni rispetto alle prospettive del PD sono diverse dalle nostre, le rispettiamo anche se non le condividiamo. In ogni caso la ringraziamo per il lavoro e l'impegno di questi anni, conclude Fracasso. Nei prossimi giorni Salemi ufficializzerà la decisione. E vi ricordo l'appuntamento con ore 20:10 al termine dei telegiornali. Questa sera si tornerà a parlare dell'emergenza smog, ospite di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Benvenuti al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di mercoledì 5 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi. Non si esclude tuttavia qualche locale foschia in pianura, specie al mattino e in serata. Temperature minime in lieve calo tra -2 e 2 gradi, massime invece fino a 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, dove il sole sarà presente su tutti i settori. Vedete, bel tempo dunque senza precipitazioni. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi tra 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, salvo per locali nevicate fino al piano sui confini alpini. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.